Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, il festival organizzato dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Siamo molto felici di poter dare l'avvio alla seconda edizione di questo festival e ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato l'evento. La Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, l'ULSS 2 e la Conferenza dei Sindaci ULSS 2. Un sentito ringraziamento va anche alle molte associazioni e realtà di questo territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla a livello nazionale. Siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, stiamo trasmettendo dal canale YouTube, dalla pagina Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo quindi il pubblico molto numeroso che ci sta seguendo da tutta Italia e che invitiamo a contribuire alla promozione di questo evento condividendo le nostre dirette sui propri canali social e ringraziandoli naturalmente per questo supporto. Oggi un saluto speciale va agli studenti e agli insegnanti della terza C e della terza E della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte che sono qui in sala con noi, li vedete, ci salutano, ci fanno anche un applauso, li vedete in compagnia oltre che degli insegnanti anche di Consuelo che raccoglierà durante l'incontro le loro impressioni e le eventuali domande. Nel corso di questo festival avremo talvolta anche delle altre classi collegate da tutta Italia attraverso le nostre dirette Zoom. Il titolo di quest'anno è Che gioia! Abbiamo scelto questo titolo perché vogliamo approfondire il tema, vogliamo comprendere che cosa sia la gioia, quale valore abbia anche in educazione, come sia possibile trovarla o ritrovarla nelle nostre vite e poi vedremo anche quali aspetti comporta l'assenza della gioia con il contributo di importanti professionisti che interverranno da tutta Italia e anche da alcune parti del mondo, come per esempio questa mattina, con i quali cercheremo di capire sulla scia della passata edizione non solo come migliorare la qualità della vita di tutti noi, ma anche come aiutare professionisti, insegnanti, educatori, anche i genitori e le famiglie a migliorare il proprio ruolo educativo, ad essere educatori migliori, appunto il titolo del nostro festival Educhiamoci, a vantaggio di bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Come avete certamente potuto vedere dal materiale promozionale e sul nostro sito, che vi ricordiamo è www.educhiamocivittorioveneto.it, gli incontri saranno molti, sono tutti gratuiti, sono dedicati alle famiglie e anche però agli studenti, ai ragazzi e ai bambini, perché ci saranno diverse rubriche di questo festival che man mano vi illustreremo. Qui con noi in studio oggi abbiamo due ospiti. Prima di presentarvi l'incontro di oggi con il nostro relatore in videocollegamento, do la parola all'assessora Antonella Caldart, assessora alla scuola sociale del Comune di Vittorio Veneto, che è qui con noi per un saluto. Buongiorno a tutte e a tutti, anche da parte mia benvenuti a questa seconda edizione di Educhiamoci, Giornate per l'Educazione. Siamo in diretta da Vittorio Veneto, come avete potuto vedere nella sigla, una bellissima cittadina ricca di cultura, sede della città della musica e da qualche anno anche con l'ambizione di poter dare il proprio apporto alla crescita culturale dell'educazione, alla cultura dell'educazione. Tutto nacque parecchi anni fa, io nel bene e nel male sono assessore ormai da oltre 20 anni, mi occupo quindi di scuola in modo particolare e il primo progetto che lanciai proprio agli esordi di questo mio ruolo si intitolava La scuola in comune. Quella volta ho preso a prestito dal grande professor Andreoli, Vittorino Andreoli, la dicitura e un titolo che mi aveva, un concetto che mi aveva molto colpita e che negli anni poi si è evoluto. Oggi direi non più la scuola in comune, ma la scuola nella comunità. Perché l'idea che è poi alla base anche di Educhiamoci sta proprio in questo, cioè capire come la scuola
non possa svolgere appieno il proprio ruolo educativo senza la comunità e la comunità non possa essere parte disgiunta dalla scuola in questa comune finalità, che è proprio la cosiddetta alleanza educativa. Comunità intesa quindi non solo più come comune, cioè come parte amministrativa, ma comunità in tutti i suoi aspetti e le sue sfaccettature. Pensiamo alla famiglia in primis, ma pensiamo anche a tutto all'importante ruolo educativo che hanno le associazioni. Pensate a quanti ragazzi oggi svolgono lo sport, per esempio, e anche a tutti gli educatori che comunque contribuiscono e hanno contribuiscono, ma hanno anche una grandissima responsabilità proprio nella crescita dei nostri ragazzi. Ecco dunque che ci pareva giusto, proprio per concretizzare, per dare una dimostrazione concreta di questa necessaria alleanza, trasmettere non da un luogo istituzionale, ma dall'interno di una scuola. Come è stato detto, siamo infatti in presenza all'interno dell'aula magna di uno dei nostri 2 istituti comprensivi, siamo il primo istituto comprensivo, ed è bellissimo avere con noi i ragazzi, i loro insegnanti, le loro insegnanti e anche la nostra dirigente, a cui cedo la parola per un proprio saluto di benvenuto. Grazie Assessora. La parola quindi ora alla dirigente Donatella Di Paolo, che tra le altre cose ci ospita nella scuola secondaria di primo grado per le dirette. Sono felicissima di ospitare per le dirette di Educhiamoci, giornate per l'educazione. Non a caso ho usato un termine, felicissima, che è un sinonimo di gioia. Gioia che è proprio il perno di tutta la manifestazione, di tutto il festival. La nostra scuola è sempre aperta alle possibilità che la comunità educante, quindi in questo caso il Comune di Vittorio Veneto, ci ha offerto, perché i nostri ragazzi saranno qui in sala e quindi potranno partecipare attivamente a queste giornate. Non saranno soltanto presenti i nostri ragazzi, ma saranno presenti anche i nostri insegnanti, non soltanto in sala ma anche nelle dirette, che come abbiamo detto si svolgono su YouTube. La nostra scuola inoltre ha messo a disposizione anche un servizio di accoglienza. Ci sono i ragazzi in sala che accoglieranno sia le nostre classi, sia le classi che parteciperanno degli altri istituti alla manifestazione. È un momento di crescita questo, è un momento di crescita per i nostri alunni, è un momento di crescita per i nostri insegnanti, è un momento di crescita per tutti, anche per me, che seguo sempre con interesse questi incontri fatti da relatori veramente di rilievo. Grazie mille alla dirigente Donatella Di Paolo, grazie mille all'assessora Antonella Caldart. Chiaramente avremo modo di risentirci al termine dell'intervento del nostro relatore di oggi. L'incontro di oggi che si intitola Educazione come rivoluzione. Per parlare di questo tema è con noi in collegamento da Nairobi Nicolò Govoni. Benvenuto Nicolò. Buongiorno e grazie. Grazie a te naturalmente. Nicolò Govoni, fondatore di Still I Rise, un'organizzazione no profit internazionale che apre scuole di alta qualità per bambine e bambini vulnerabili in varie aree del mondo. È un'organizzazione che in pochi anni è riuscita a creare intorno a sé un movimento di persone fortemente motivate a fare la differenza. Veramente un contagio positivo, quello che Nicolò e i suoi collaboratori hanno saputo promuovere in tutto il mondo, possiamo dire. Nicolò è anche autore di alcuni bestseller in cui racconta quanto realizza nel mondo e le proprie esperienze personali. Nel 2020 è stato nominato al Premio Nobel per la Pace e ha appena ricevuto anche il premio Clown nel Cuore 2022, riconoscimento destinato a persone che si sono distinte per il loro impegno nel sociale e si sono fatti messaggeri di valori positivi. Il premio lo ha ricevuto appena una settimana fa dalle mani di Patch Adams e Michael Christensen, le 2 figure che negli anni 70 hanno dato forma alla clown terapia. Interverrà oggi raccontando la sua idea di rivoluzione educativa come seme per un futuro diverso e di come ognuno di noi possa contribuire a fare veramente la differenza nel cambiamento che tutti vogliamo nel mondo. Prima di passarti la parola, Nicolò, ricordo a tutti i nostri spettatori, tutte le persone che sono collegate, che sono
interessate e coinvolte in questo festival, che possono commentare la diretta nei profili social oppure porre domande sia scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete a breve in sovraimpressione che vi leggo, sia scrivendo nei profili social stessi. Il numero è 370-3186-802, quindi invitiamo tutte le persone che ci seguono da remoto a scrivere le loro domande che poi rivolgeremo a Nicolò Govoni. Gli studenti in sala invece avranno modo di comunicarcele direttamente se vorranno. Quindi è veramente con grande gioia che diamo il benvenuto e passiamo la parola a Nicolò Govoni per il suo intervento «L'educazione come rivoluzione». Grazie Nicolò. Grazie a te, grazie mille per la generosa presentazione. È un piacere essere qui oggi io voglio cominciare questo incontro con una citazione che è molto conosciuta e che vuole anche essere un po' provocatoria. Si dice che l'educazione sia l'arma più potente per cambiare il mondo, no? Che è vero, a mio parere, e che è senz'altro molto, molto bello pensare che sia così, ma questa realtà, questa citazione, questo concetto in realtà nasconde un lato più oscuro, ovvero se pensiamo all'educazione come un'arma, e un'arma molto potente, sappiamo benissimo che le armi possono avere hanno un potenziale uguale di distruzione e di costruzione. Ci sono armi come l'educazione che possono costruire e armi invece come quelle usate nei conflitti che distruggono e basta. Quindi quando si parla di educazione come un'arma con il potere di cambiare le cose, è verissimo e lo è sia in un'accezione positiva che negativa. Ovviamente tutto questo dipende da che scuola si fa, che tipo di educazione si fa. Sappiamo che ci sono paesi che usano l'educazione per incatenare il popolo, paesi che usano l'educazione per fare il lavaggio del cervello, per creare il cittadino perfetto. Nelle dittature l'educazione è una parte integrante del regime e viene usata per indottrinare. Abbiamo esempi che si sprecano nel mondo di come l'educazione sia utilizzata per plasmare la mente del cittadino. Quindi l'educazione ha davvero un valore duplice ed è per questo che parlare di educazione non può mai essere sufficiente, si deve sempre parlare di buona educazione, si deve parlare sempre di educazione di qualità, che è quello che cerchiamo di fare a Still I Rise. Come hai detto tu, io sono Nicolò Govoni, dirigo Still I Rise, che è un'organizzazione che apre scuole nel mondo, e il nostro obiettivo è quello di creare un modello scolastico che ci permetta in modo sistemico, scientifico, di aprire scuole di altissima qualità, elitarie, ma al contempo scuole accessibili economicamente e riproducibili. Però questo sembra assolutamente utopico, me ne rendo conto, e anche un ossimoro, no? Una scuola elitaria ma economica e un modello che sia riproducibile. Penso molte persone direbbero sì, magari impossibile. Ecco, è quello che cerchiamo di fare noi a Still I Rise. Per spiegarvi non solo cosa facciamo, che insomma quello si può trovare tranquillamente in internet, ma perché lo facciamo, vorrei fare un passo indietro e raccontarvi un aneddoto personale, ovvero la mia esperienza individuale a scuola. Io ho fatto una semplice scuola tradizionale italiana pubblica a dispetto di quanto se ne possa pensare, ho avuto un percorso molto travagliato a scuola. Questa è una storia che ho raccontato molte volte negli anni, ma ogni volta che la racconto cerco di reinterpretarla, no? Mentre la mia età avanza, le mie esperienze si accumulano, cerco sempre di capirci dentro qualcosa in più. E ci pensavo appunto ieri, pensavo a questo intervento e come avrei raccontato questa storia per insomma, spiegarla in modo più efficace a chi ci ascolta. E ieri stavo nuotando
la domenica portiamo gli studenti, il club di nuoto a nuotare. E stavo nuotando e come spesso accade quando nuoti e sei sott'acqua per un certo periodo di tempo, i tuoi polmoni cominciano a bruciare, senti questo istinto naturale che ti porta verso la superficie e c'è questo secondo che sembra durare moltissimo, però penso sia davvero solo un secondo nella realtà, in cui dal fondo della piscina alla superficie ti sembra di essere in questo limbo per sempre, no? Ti senti soffocare, stai di fatto annegando per un secondo, perché hai finito l'ossigeno, te ne serve altro e sei lontano dalla superficie. Ecco, è così che io mi sono sentito a scuola, da ragazzino. Come se stessi annegando continuamente, no? Probabilmente era solo un secondo, di fatto sono pochi anni, ma nella mente di chi sta annegando quei pochi anni sono secoli, millenni, no? Ti sembra di essere lì per sempre, di esserci sempre stato. Ecco, quindi immaginate, io ero quel tipo di studente che nessuno voleva in classe, mi hanno bocciato 2 volte di fila. Ero un ragazzo difficile non solo da un punto di vista accademico, ma anche comportamentale, sociale, avevo problemi a relazionarmi con gli altri, avevo anche dei problemi fuori dalla scuola, con la famiglia, con la legge un paio di volte quando ero più giovane. Quindi davvero questo ragazzo che quando entrava in classe, quando entrava nell'aula veniva guardato, no? Veniva squadrato dagli insegnanti come un grattacapo, come una patata bollente, mi definì un insegnante una volta. E un altro insegnante invece mi disse questa cosa che mi piace raccontare perché penso sia davvero un'affermazione cardine, non solo di chi ero e di chi sono diventato, ma anche di quella che l'educazione è e non dovrebbe essere. La mia insegnante di inglese mi disse questa cosa, mi disse che io sarei finito a inscatolare le merendine in fabbrica, questo mi disse una volta. E potremmo anche aprire una parentesi sul fatto che non ci sia nulla di disdicevole nell'inscatolare merendine in fabbrica, quindi perché usarlo come rimprovero, come monito? Però questa è stata la profezia, no? Finirai a inscatolare merendine in fabbrica. Un'altra insegnante mi chiamò Signor Nessuno, che è poi un titolo che io ho riutilizzato in chiave invece nobilitante. Però un'esperienza molto travagliata. Che mi vedeva molto infelice, ovviamente, molto arrabbiato, molto aggressivo, perché quando ti senti mancante, quando il mondo intorno a te ti dice che manchi, cerchi di proteggerti e quindi, insomma, tutti noi reagiamo in modo diverso, però per me proteggermi era cercare di creare questa scorza, questa corazza che assomigliava molto a un'indifferenza e che aveva un duplice intento, quello di non permettere al mondo di farmi male e non permettere a quel Nicolò ferito che era all'interno di mostrarsi per quello che era, ovvero una bestia ferita, appunto, qualcosa di urlante, qualcosa di confuso, qualcosa di caotico. Ecco, quindi questa è stata la mia esperienza scolastica e mi sono sentito molto solo, ovviamente, perché ero davvero la pecora nera del gruppo, no? Non solo gli insegnanti mi guardavano come un disturbo all'interno dell'ecosistema dell'aula, ma anche gli altri genitori, no? I genitori degli amici mi guardavano come quel ragazzo con cui preferivano che i figli non trascorressero tempo. Quindi davvero un'adolescenza turbolenta. Come quella di molti. E quello che ho scoperto poi, anni e anni dopo, in realtà 15 anni dopo a questo punto, è che non solo non ero così solo in questo limbo, ma che questo limbo è reale anche per studenti che all'apparenza non lo vivono in modo così drammatico come l'ho vissuto io. Ed è questo perché
quella che stiamo vivendo in Italia, pur non essendo dichiarata, non essendo proclamata, come si dichiarano altre emergenze, è comunque un'emergenza. È un'emergenza scolastica che viviamo e che colpisce alcuni studenti più che altri, senz'altro. Io ho avuto la sfortuna di essere, da un punto di vista personale, una persona che ha bisogni educativi diversi rispetto a quello che è lo status quo, quello che è la media. Ma il fatto è che è innegabile, ci sono dei dati comprovati, adesso io ve li leggo perché non voglio sbagliarmi, non voglio essere impreciso, è molto importante, ma ci sono dei dati che ci spiegano per quale motivo alcuni di noi, alcuni studenti, ma non solo in realtà, alcuni insegnanti anche, alcuni presidi, alcuni genitori, si sentono così alienati rispetto al percorso che facciamo. E io lo dico questo, faccio questa premessa e entro nello specifico leggendovi dei dati con le fonti, ovviamente, non per un esercizio di critica. Ho da lungo tempo superato la fase in cui volevo una rivalsa rispetto alla scuola che mi fece soffrire, assolutamente. È perché mi sta molto a cuore la scuola come a tutti noi, la scuola sta a cuore a tutti, perché tutti ci passiamo, tutti a un certo punto siamo stati studenti, ma ovviamente sta a cuore ancora di più quando lavori nell'educazione, che sia pubblica, che sia privata, che sia umanitaria, che sia in Italia, che sia lontano. Ci sta a cuore perché non solo rappresenta il nostro passato collettivo, ma rappresenta anche il nostro futuro. Nella fattispecie i ragazzi che ci seguono. Quindi, bando alle ciance. Abbandono scolastico. L'Italia è tra i primi paesi per dispersione scolastica nell'Unione Europea. Vuol dire che 1 studente su 7 non arriva al diploma. La fonte di questa notizia, di questo dato è ANSA e La Stampa. Questo è un dato importante. 1 su 7 è un dato che fa preoccupare, ma non è solo questo. Perché chi arriva anche al diploma mostra in media un maturando su 2, quindi il 50% dei maturandi non raggiunge le competenze basiche di matematica e di lingua. Questo ci piazza 11 punti sotto la media dei paesi OCSE, fonte è il Sole 24 Ore. E se andiamo anche più in basso, prendiamo i quindicenni, un quindicenne medio su 4 non riesce a comprendere un testo di basica complessità. Per quanto riguarda invece il livello di soddisfazione, siamo al di sotto del 50% per insegnanti, alunni e anche genitori. Siamo terzultimi in Europa, fonte Save the Children. Livello di ansia, questa sembra una cosa assolutamente eclatante, ma il Messaggero e Repubblica riportano che gli studenti italiani sono tra i primi al mondo per ansia sui banchi di scuola e siamo i numeri 1 nei paesi OCSE. Investimenti della scuola, siamo al 121esimo posto per quanto riguarda gli investimenti statali in percentuale al nostro capitale statale, 121esimi al mondo. Questo significa essere sotto tantissimi paesi che nell'immaginario comune sono più, tra virgolette, arretrati del sud globale, paesi che hanno delle difficoltà economiche molto più grandi delle nostre e che investono di più nell'educazione. Fonte il Sole 24 Ore. Quindi vediamo che qua c'è una situazione che non è solo individuale e che parla di mele marce. Questo non vuole assolutamente deresponsabilizzare l'individuo. Ovviamente lo studio è importante, la scuola è importantissima e alla fine dei conti bisogna crearsi il futuro con quello che si ha. Quindi questo è un discorso che non vuole legittimare chi non studia, non vuole legittimare chi non ha voglia di fare le cose. Vuole però spiegare perché ci sono alcuni di noi che pur avendo delle capacità non riescono a trovare una propria collocazione in questo sistema. Vuole spiegare perché moltissimi insegnanti, io ne ho incontrati centinaia negli ultimi anni in Italia, trovano la scuola un luogo che prosciuga anziché nutrire, un luogo che ti mette nella posizione di
dover tenere duro per rimanere appassionato del tuo lavoro, presidi che si sentono alle strette continuamente. Ho parlato con decine e decine di presidi girando per le scuole italiane negli ultimi anni, presidi che si sentono costretti tra l'incudine e il martello degli insegnanti, dei genitori, degli studenti, del ministero. Quindi è una situazione davvero che è sconfortante. Non è sconfortante solo qualitativamente, ma anche quantitativamente, e questo è molto importante. Noi non possiamo dirci, ah sì, la scuola, però nessuna scuola, non possiamo essere qualunquisti se vogliamo parlare di qualcosa che ci sta a cuore, o che diciamo ci stia a cuore, e che non è solo un istituto, un'istituzione o un sistema scolastico, sono persone, sono dei ragazzi, sono dei bambini, no? Non possiamo dirci che ci stanno a cuore i nostri figli, che ci stanno a cuore i nostri giovani concittadini e il nostro futuro se non siamo coraggiosi abbastanza da chiamarla con il suo nome. È un'emergenza. Non la si chiama in questo modo, ma lo è. E i dati parlano chiarissimo. Quindi, di nuovo, questo non vuole in alcun modo deresponsabilizzare il Nicolò che falliva, ma vuole spiegarlo. Era un Nicolò con una mente diversa, come tanti ragazzi, e un Nicolò che si è trovato all'interno di un sistema che era costruito per una sola mente. E in realtà dati del mondo del lavoro in Italia, del mondo universitario, dimostrano sempre di più che il modello scolastico attuale non è fatto neanche per quella mente che sembra essere funzionale all'interno del modello. Anche quegli studenti che paiono eccellere all'interno del modello, che riescono a memorizzare bene, che sono molto disciplinati, che sono molto strutturati, poi arrivano all'università, arrivano nel mondo del lavoro e sono completamente persi, anche loro. Quindi non è un modello che è fatto in modo univoco per un solo tipo di intelligenza, è forse un modello che non è fatto per nessuno, o non completamente. Ora, questo è ovviamente è un quadro abbastanza deprimente della situazione, ma ovviamente c'è sempre speranza anche nelle notti più buie, e di sicuro ce n'è in questo. Il motivo per cui, nonostante la mia carriera scolastica molto poco promettente, nonostante i dati che abbiamo appena letto, sono riuscito a districarmi, a rialzarmi e a costruirmi un futuro e ad arrivare dove sono, è perché, come sempre, c'è sempre un'eccezione che conferma la regola. Anche in una realtà problematica c'è sempre chi rema controcorrente, chi riesce a essere la differenza, chi riesce a creare l'isola felice. E questa persona per me è la mia insegnante di italiano al liceo, Nicoletta, a cui attribuisco il merito di avermi salvato, no? Diciamo, da questa giungla in cui mi trovavo. Nicoletta è l'unica insegnante su una cinquantina, direi, bocciature, no? Quindi ho cambiato scuola, l'unica insegnante ad aver creduto in me, l'unica insegnante che, mentre io cercavo di respingere, mentre quella corazza di cui parlavamo prima si era di fatto inspessita al punto da essere quasi indistruttibile, lei se n'è completamente fregata e ha deciso di perorare la causa dell'insegnamento di cui lei stessa si era investita. Nessuno gliel'aveva detto, il ministero senz'altro non le aveva dato questo mandato, la scuola non gliel'aveva chiesto. Lei semplicemente come individuo si era fatta carico del benessere non solo accademico ma anche umano dei suoi studenti, e lei dice di aver visto una scintilla al mio interno che nessun altro aveva visto, ma specialmente non io, perché questa è la cosa, no? Quando ti dicono che sei un buono a nulla abbastanza, poi finisci per crederlo. Nicoletta invece no, e piano piano, nonostante i miei rifiuti e le mie spinte contrarie, è riuscita a fratturare questa corazza
e piano piano a sgretolarla, no? A romperla e a permettere non solo a quella scintilla di trovare l'ossigeno per diventare fuoco, ma anche a quel Nicolò di cui parlavamo prima, che era dentro, ferito, urlante, di vedere la luce e piano piano, negli anni e ancora oggi ovviamente, guarire, no? E ritrovare un equilibrio, una pace. Ecco, Nicoletta è il motivo per cui faccio scuola. Spesso e volentieri quando ci si sofferma su un percorso scolastico travagliato, si dà per scontato che l'educazione sia poi l'opposto di quello che la persona andrà a fare, no? E invece non è così. Io penso che quello che faccio, quello che facciamo sia strettamente correlato alla mia adolescenza, alla mia esperienza scolastica. Penso fermamente che il dolore e la passione siano due note di una sola sinfonia, una bassa e una alta. Non possono esistere l'una senza l'altra. Io non avrei una passione così bruciante se non avessi vissuto in prima persona questo problema, questa emergenza. Non mi starebbe così a cuore, in modo così specifico, in modo così numerico, se non avessi avuto prova di quello che significa essere un ragazzo incompreso in un sistema che è di fatto di fabbrica, un sistema che non ha niente di agricolo, niente di individualizzato, niente di organico, e che per diventarlo, per essere organico, ha bisogno di quell'insegnante su 50 che è pazzo abbastanza da credere di poter fare la differenza. Per fortuna esistono, ma noi non possiamo basare il futuro su una probabilità, su un'anomalia. Ecco, anomalia più che probabilità. Non possiamo, è troppo rischioso. Ed è per questo che ci serve una rivoluzione educativa, una rivoluzione scolastica. Ora, per chiudere il vuoto tra l'aneddoto della mia esperienza scolastica e quello che invece arrivo a fare oggi, 15-10 anni dopo, vi racconto quello che è successo. Io ho incontrato Nicoletta, Nicoletta è riuscita a dare a me quel via per indagarmi, per cercare dentro di me un valore che pensavo perduto. Ci sono voluti anni con Nicoletta, anni di scivolare, di cadere, di rialzarsi, ancora. Niente è mai un processo uniforme, no? Nella vita. È bizzarro che i film ci mostrino che quando il protagonista poi finalmente riesce a rialzarsi, poi la strada verso il successo si è spianata, non è mai così. Si cade ancora, si fanno sbagli ancora, e in realtà il vero coraggio non è nel rialzarsi quella volta, ma nel rialzarsi tutte le volte. È lì che diventa veramente difficile, è lì che ci si scoraggia, no? È lì che si getta la spugna. Quindi anni e anni per arrivare poi ad avere un momento di chiarezza, no? Di dire io non posso essere ridotto al me stesso che un sistema disfunzionale pensa che io sia. Io devo provare a me stesso di essere di più. E per me quel provare a me stesso è stato un'esperienza di volontariato. Sono partito per fare volontariato alla fine del liceo in India. Dovevo rimanere 2 mesi inizialmente, poi quei 2 mesi sono diventati 3, e poi quei 3 mesi 4 anni. 4 anni. Ho fatto l'università laggiù, l'ho finita laggiù, e questa scelta pazzesca per molti ha fatto tutta la differenza. Tutta la differenza. Io lì ho trovato uno scopo, ho trovato una fame dentro di me, e ho capito che non mi sarei mai più accontentato, non avrei mai più avuto come dire, non avrei mai più, non mi sarei mai più mancato di rispetto al punto da piegarmi a qualcosa che sapevo dentro di me, comunque in fondo essere sbagliato, e che di sicuro non mi rappresentava. E da lì è stato di nuovo un percorso molto molto eterogeneo di cadute e di errori e di dubbi, che mi ha portato poi nel tempo a fondare Still I Rise.
E quello che abbiamo fatto con Stella Rise dal 2018 ad oggi è stato aprire scuole, la prima in Grecia, poi in Turchia, poi in Siria, Kenya, Congo e ora siamo alle prese con la Colombia. Ed è quello che facciamo, no? Noi prendiamo il concetto di scuola e lo giriamo come un calzino completamente. Abbiamo avuto la possibilità, la fortuna e l'onore e il coraggio di rifarlo da capo, di prendere quello che di buono c'era dal modello tradizionale, ma anche quello che di buono c'era dagli altri modelli, dal Montessori, e poi invece creare qualcosa che fosse completamente nuovo. Ed è quello che facciamo. Noi apriamo due tipi di scuole. Apriamo le scuole di emergenza e riabilitazione nei contesti più volatili, tipo contesti di guerra come la Siria o contesti di forte instabilità come il Congo. E lì offriamo un supporto olistico che porta il bambino a essere riabilitato dal lavoro minorile, dalle miniere, dalla strada, riabilitato e poi reiniettato nel percorso scolastico pubblico. Quindi è un programma di apprendimento accelerato. E poi abbiamo le scuole internazionali, che sono il nostro cavallo di battaglia. Noi abbiamo la fortuna di essere i primi al mondo a offrire gratuitamente il percorso IB. IB sta per International Baccalaureate, che è il baccalaureato internazionale, che è considerato il percorso scolastico migliore al mondo. Questo chiaramente è soggettivo. Quello che è oggettivo è che è il diploma più riconosciuto che esista ed è il più costoso. Noi abbiamo la fortuna di offrirlo gratis in contesti di grandissima difficoltà a bambini che non potrebbero mai permetterselo, che vivono nelle baracche o vivono insomma, in strada. È quello che cerchiamo di creare. Noi facciamo questo perché il nostro obiettivo è duplice. Da un punto di vista locale stiamo cercando di creare i leader di domani. Noi non ci accontentiamo di dare insomma, un'educazione sufficiente, cerchiamo di dare il meglio perché vogliamo che il prossimo presidente di questo paese esca da una scuola stile Rise. Vogliamo che il prossimo giudice della Corte Suprema esca da una scuola stile Rise. Vogliamo dare l'opportunità a bambini che capiscono davvero cosa vuol dire essere svantaggiati, cosa vuol dire essere in difficoltà, l'opportunità di essere chi plasma il futuro, chi plasma il domani. Questo è un obiettivo, è l'obiettivo più locale. Da un punto di vista invece sistemico, e questa è una cosa che forse non diciamo abbastanza, ma si ricollega al concetto di rivoluzione. Noi non stiamo costruendo scuole, in realtà. È semplicemente falso. Noi stiamo costruendo scuole per esperimento, per risolvere un'equazione, che è quella che accennavo all'inizio, no? Quell'utopia. Quindi stiamo cercando di creare scuole in vari contesti, in giro per il mondo, appunto per dare a noi stessi l'opportunità, ai nostri esperti l'opportunità di raffinare questo modello sempre di più affinché tra 10 anni l'equazione sia risolta e ci sia un processo scientifico che ti permetta di aprire una scuola elitaria a basso costo e riproducibile affinché noi possiamo codificare il modello stile Rise e poi passarlo ad altri. Non abbiamo alcun interesse nel registrare un marchio, nell'avere l'esclusività. Vogliamo arrivare a creare questo modello e poi andare un giorno dal Ministero dell'Educazione italiano e dire loro: questi sono i vostri dati, questo è il vostro livello di successo o di fallimento, questi sono i nostri dati e pensiamo che il nostro modello possa fare la differenza se contamina il vostro. Dateci una scuola, la peggior scuola che avete nel paese, quella più difficile, quella più problematica, per 2 anni, noi la rivoluzioniamo e se funziona, poi lo fate anche voi. E così farlo con tutti i ministeri. Andare in paesi più o meno svantaggiati, nel nord globale, nel sud globale, non importa, tutti i paesi hanno bisogno di una riforma in qualche modo, o la maggior parte, diciamo, e arrivare al punto di poter creare una
uno scisma, una frattura così importante tra quello che c'era e quello che ci sarà, da davvero chiamare questa una rivoluzione. Tutto questo è molto teorico. E quindi vado all'ultima sezione di questo incontro, vuole andare a entrare nello specifico. Cosa vuol dire una scuola rivoluzionaria? Che differenza c'è tra una scuola tradizionale che presenta i difetti elencati prima e una scuola che invece vuole risolverli? E questo in realtà si rifà a una teoria che è cardine nel nostro modello, ovvero che prima di insegnare qualsiasi contenuto, o comunque al contempo, diciamo, prima di impartire qualsiasi conoscenza, di tramandare qualsiasi nozione, è importante costruire l'individuo in modo olistico. Questa è la premessa. Se vogliamo creare dei leader, se vogliamo che il prossimo Presidente della Repubblica sia formato in modo non solo efficiente, ma anche propedeutico alla società, propedeutico a un mondo migliore, a differenza di quelli che abbiamo oggi, dobbiamo creare una scuola che possa insegnare al bambino, insegnare al ragazzo cosa significa essere un leader, quali sono i valori del leader, quindi codificarli, riuscire a creare una formazione per gli insegnanti che permetta a loro di insegnare questi valori. Ed è quello che facciamo a Still I Rise. Noi, insieme a tutto il contenuto accademico, alla conoscenza, alle nozioni, insegniamo soprattutto e prima di tutto dei valori. Valori come la propensione a correre rischi calcolati, come la capacità scientifica alla gentilezza. Gentilezza è un termine estremamente inflazionato che purtroppo abbiamo usato così tanto e l'hanno usato in personaggi così disdicevoli che sembra quasi una bestemmia. Però la gentilezza, quando viene usata come strumento sociale e in modo scientifico, può davvero essere un valore che è insegnabile, riproducibile e completamente propedeutico poi al lavoro, all'educazione. Quindi tutti questi valori, che sono 10 di fatto, che noi andiamo a impartire negli anni, vanno a creare un individuo che riesce non solo a prendere conoscenza, assorbire la conoscenza che la scuola deve impartire, ma anche a rielaborarla, a usare un pensiero critico, un pensiero creativo che permetta all'individuo non solo di creare concetti nuovi, ma creare concetti nuovi che abbiano un valore collettivo. Questo è importantissimo. E come creiamo le condizioni per cui questo sia possibile, che di nuovo può sembrare un'utopia, ma non lo è. Semplice, sono 4 pilastri fondamentali che ogni nostra scuola presenta. E sono questi. La scuola è casa, ogni scuola Still I Rise è casa, e ora poi spiego perché. Ogni insegnante è un mentore, lo studente è sempre al centro dell'educazione, e ogni tipo di nozione che viene impartita viene insegnata con un pensiero globale, con un'accezione, un taglio globale. Che significa la scuola e casa? La scuola Still I Rise è una scuola che è innanzitutto bella, è una scuola con comfort, è una scuola in cui entri, c'è la sala comune, in ogni scuola il centro della scuola è la sala comune, la sala grande, in cui hai i tappeti, in cui hai i divani, in cui hai i cuscini, in cui hai tutto quello che ti possa permettere di sentirti a tuo agio, accettato, è dove vai tra le lezioni, è dove vai quando arrivi la mattina, dove vai quando finiscono le lezioni e vuoi attardarti, è dove puoi fare i compiti, puoi socializzare, puoi trovarti con gli insegnanti, una scuola che è casa, una scuola che non vuoi lasciare, non vuoi andartene, perché è bella, perché presenta tutte le risposte a quei bisogni fondamentali che noi esseri umani abbiamo, dallo stare insieme, allo stare sereni, al sentirsi al sicuro, al sentirsi appagati. È una scuola in cui i bambini vogliono andare, i ragazzi vogliono andare. Ci si sveglia la mattina, non solo i ragazzi, pure gli insegnanti, pure io, pure noi. Ti svegli la mattina e dici non vedo l'ora di andare a scuola. Oggi vi faccio un esempio pratico. Oggi è festa nazionale in Kenya, quindi la scuola è chiusa,
e la maggior parte di noi in realtà è triste di questo. Ne parlavo con i colleghi ieri a nuoto. Ci siamo detti che noia starsene a casa, il che è bizzarro perché insomma lavoriamo tanto, è tanto lavoro e ti vuoi riposare, però alla fine dopo sì, ti svegli un'ora dopo e dici vabbè ma che noia. Quindi ecco, abbiamo creato un ambiente che possa davvero essere un luogo in cui imparare è un piacere, non te ne accorgi neanche, vai lì non te ne accorgi perché se è un luogo che non è freddo, è caldo, è un luogo che non è spoglio, è ricco, non è un luogo di ansia, è un luogo di accettazione e di comprensione e di riconoscenza, di vista, no? Di vedere, di ascoltare, di sentire. Poi l'educazione accade quasi per inerzia. Impari semplicemente perché sei in un contesto che ti fa imparare. Questo è il primo pilastro. Il secondo pilastro è l'insegnante mentore. Noi selezioniamo gli insegnanti non solo per le loro qualità accademiche, per quanto riescono a pianificare bene la lezione, per quanto riescono a fare il modulo in modo efficiente, per quanto riescono a soddisfare i requisiti del baccalaureato internazionale, che sono cose importantissime e tecniche. Cosa che io ho imparato in questi 5 anni facendo un sacco di assunzioni e un sacco di licenziamenti, purtroppo, è che la tecnica si può imparare. Quello che non sai, lo puoi sempre imparare. Puoi essere formato, ci sono dei training. Gli esseri umani sono creature estremamente intelligenti, estremamente versatili. La tecnica si impara sempre. Quello che non si può imparare, quello che non si può insegnare, è lo spirito. E quindi noi assumiamo insegnanti che brucino di passione per l'insegnamento, per l'alunno, per la visione, no? Per la missione di un mondo diverso. E quindi sono insegnanti che non solo devono impartire la lezione durante l'unità scolastica, durante l'ora, ma che devono essere punti di riferimento, modelli, quasi degli eroi all'interno della vita dello studente. Per questo che poi la sala grande diventa un luogo di ritrovo non solo per gli studenti, ma anche per gli insegnanti, in cui si sta insieme, in cui si siede sui divani, in cui si chiacchiera, in cui ci si confronta. Chiediamo agli insegnanti di essere parte della vita degli studenti, della famiglia dello studente, ben oltre la cattedra. La cattedra, che non esiste tra noi tra l'altro, la cattedra è semplicemente un oggetto, non deve essere un limite, non deve essere una barriera, un muro. Quindi l'insegnante è Nicoletta, noi praticamente abbiamo cercato di codificare nel momento di assunzione, ma anche dopo, nel momento di formazione, nel momento di valutazione dell'insegnante, cos'è Nicoletta? È una cosa che non so se come Nicoletta reagirebbe sentendola, però abbiamo preso Nicoletta come modello e l'abbiamo studiata, scomposta, come le ranocchie nei film americani, e abbiamo cercato di creare un assioma che permetta di trovare Nicolette. Vi assicuro, non è facilissimo e a volte si prendono dei grandi abbagli, ma è possibile. Trovi quelle persone che riescono a fare la differenza. E la cosa bella è che non te ne servono 100.000. In una scuola di 300 studenti te ne servono 30. 30. È facile. Quindi ecco, una scuola che è casa e un insegnante che non è solo insegnante, ma è molto di più. È una figura di riferimento nella scuola e nella vita. Il terzo punto è lo studente al centro, che chiaramente è una cosa che abbiamo sentito 1000 volte, no? Quante ricerche scritte su questo concetto, quante formazioni più o meno fuffa, più o meno teoriche sono state fatte. Noi cerchiamo di in realtà concretizzarlo in modo molto semplice, di banalizzarlo se vogliamo, di semplificarlo. Si parte dalla disposizione delle classi, noi non facciamo mai delle file, mai. Ogni nostra classe, in base a quello che viene insegnato, o dei cluster, quindi questi banchi che sono uniti per cui gli studenti si guardano, oppure i grandi tavole rotonde per cui abbiamo un solo tavolo gigantesco che vede tutti gli studenti in cerchio e l'insegnante seduto al tavolo in modo da creare uguaglianza. Classi in cui ci sono le stazioni, quindi diversi strumenti, diverse
diverse, come dire, realtà quasi, diverse attività in base alle stazioni che vengono fatte. Tutto questo perché noi non facciamo mai lezione frontale, non accade mai, o non dovrebbe mai accadere, che un insegnante entri in classe, si metta alla lavagna, si metta alla cattedra, apri il libro e semplicemente parli, gli insegnanti e gli studenti ascoltino e prendano appunti. Quello che noi facciamo è creare le condizioni per cui la tecnologia sia a disposizione, gli strumenti siano a disposizione, ci sia un obiettivo in ogni lezione e che gli studenti lo raggiungano secondo le loro individualità. L'insegnante sia solo un aiutante, sia lì per facilitare l'apprendimento. Un esempio pratico potrebbe essere una lezione di storia. L'obiettivo è quello di legare non insegno storia, quindi forse mi sono... però ecco, potrebbe essere quello di, esplorare il concetto di impero con una scelta, uno studio di un impero passato, un impero che non esista più e un impero presente. E in questo modo andare a esplorare quello che è non solo il concetto di evoluzione della parola impero, quello che si intendeva un tempo e quello che invece è per esempio il neoimperialismo, ma anche creare la condizione per cui ogni studente riesca a raggiungere l'obiettivo che è quello di capire, di trovare la propria... di trovare l'universale definizione di impero, quindi di capire il concetto attraverso una propria esperienza scolastica, quindi che ogni studente poi arrivi ad avere un percorso diverso con lo stesso concetto cardine alla fine, ma con un apprendimento che sia in realtà molto più ricco. E poi quando c'è il momento di confronto, tutti gli studenti o comunque tutti i team, tutti i gruppi hanno scelto imperi diversi, hanno dato risposte diverse, hanno fatto errori diversi e quindi possono correggersi l'un l'altro, e in questo modo crei una classe che sia dinamica e in cui davvero lo studente è al centro e lo studente non si adatta a un modulo, non si adatta a un programma, a un contenuto, è il contenuto che si adatta allo studente. Perché questa è poi la cosa cruciale, no? C'è così tanta conoscenza nel mondo e ogni percorso scolastico non può che essere così parziale che non può esserci un tracciato. Non può esserci un tracciato. Noi in Italia studiamo veramente uno scorcio minuscolo di quello che è la storia del mondo, di quello che è la geografia, di quello che è qualsiasi cosa, che noi chiaramente vediamo come il tutto, no? Noi studiamo l'impero romano e ci sono un sacco di altri paesi che lo studiano come una menzione a pie pagina, perché hanno i loro imperi, che hanno definito la loro società in modo molto più impattante, ovviamente. E quindi quello che crea questo tipo di approccio è un'educazione che è molto più policroma, no? E quindi molto più ricca in questo senso. E infine il pensiero globale, che ovviamente si collega al tipo di percorso che facciamo, un baccalaureato internazionale te lo richiede, e noi però lo decliniamo in modo diverso rispetto alle altre scuole internazionali, no? Il pensiero globale è sempre quello di vedere l'educazione come non propria di un singolo paese, ma di un mondo che ti permetta poi di essere un cittadino globale, ti permetta di essere internazionale invece che statale. Noi facciamo un passo in più appunto perché le nostre scuole, i nostri studenti hanno delle peculiarità che le altre scuole internazionali non hanno. Le altre scuole internazionali sono composte da studenti estremamente privilegiati che possono pagarsi quelle rette stratosferiche. I nostri studenti non sono così. Non vanno a Dubai ogni estate, non vanno in Thailandia a fare trekking. I nostri studenti vivono nelle baracche, quindi quello che noi facciamo per dare loro un pensiero globale è dare sempre loro il là, il via, per considerare ogni unità che loro vanno a imparare come uno strumento che permetta loro di risollevarsi. Che significa? Ogni volta che noi insegniamo qualcosa che abbia un'accezione globale, abbiamo il mandato, l'obbligo, di ricondurla sempre alla loro vita particolare, a quello che è il loro vissuto. Cioè, per quale motivo ci sono persone in questo paese che vivono nei grattacieli e altre che vivono senza l'acqua corrente, senza l'elettricità? Qual è
la realtà economica, storica, geografica che spiega questa condizione e come quello che stai imparando oggi può aiutarti a cambiare lo status quo. Quindi questi sono i 4 pilastri, no? Scuola e casa, insegnante e mentore, studente al centro, pensiero globale. Tutto questo non ha niente di utopico. Io spero che ora sia chiaro che da un concetto più teorico siamo scesi nella pratica, nel giorno per giorno, nella mobilia, nelle parole che vengono usate in classe, nella disposizione dei banchi. Tutto questo è fattibile. E in realtà quello che io dicevo prima, ovvero quello che faremo tra 10 anni, andare da un ministero italiano proporre questo modello e nel farlo andare a contaminare quello che già esiste per creare una scuola nuova, più efficiente, più bella, più felice, più grande. Noi da un punto di vista teorico l'abbiamo già fatto. Abbiamo preso l'anno scorso il mio ex liceo, il liceo Manin di Cremona, linguistico, e l'abbiamo trasformato teoricamente, quindi non nella pratica, se andate là lo vedete ancora com'era, in una scuola stile iRise. Abbiamo fatto come se fosse una scuola nuova nostra. Abbiamo scoperto che in realtà non è così difficile. Il costo di una ristrutturazione non è alto per farla diventare casa. La transizione di quello che è l'insegnante adesso a quello che è l'insegnante nella scuola stile iRise non è particolarmente onerosa, è una questione di selezione tra chi vuole essere quel tipo di insegnante e chi invece vuole continuare a essere un insegnante più tradizionale, il che va bene, e poi formare. E tutta la formazione che noi facciamo agli insegnanti è già disponibile, quindi è gratuita di fatto, non dovremmo neanche andare a fare qualcosa che non abbiamo già fatto. Studente al centro, come vedete, è semplicemente una questione di mentalità, di disposizione della classe, di approccio all'educazione. E pensiero globale, questo è ancora più semplice perché in realtà qui è tutto nella testa. Quindi, come vedete, noi stiamo cercando di creare un modello che non è ancora codificato al punto da essere scientifico, da essere completamente riproducibile, ma che lo sarà. Tra 10 anni noi saremo in grado di andare non solo nei paesi più svantaggiati, il Kenya, il Congo, la Colombia e così via, ma anche in Italia, perché quello è l'obiettivo. In Italia, e dire al Ministero: questo è quello che noi proponiamo, dateci una chance, vi promettiamo che farà tutta la differenza. Quindi ecco, questo è quello che noi stiamo cercando di fare, quello che noi ci stiamo cercando di costruire a lungo termine. Una scuola che sia di altissima qualità, elitaria, ma al contempo accessibile economicamente e assolutamente riproducibile. Qualcosa che può essere creata ancora e ancora e ancora, così che i Nicolò del futuro, del presente, tutti quei bambini e ragazzi che hanno visto intorno a sé una scuola che stava per ammazzare quella scintilla, possano invece trovarsi in una realtà che sia policroma, poliedrica e che possa servire tutte le intelligenze, tutti i talenti, tutte le propensioni. Una scuola che sia davvero inclusiva e non solo inclusiva sulla carta, non solo con le rampe, con gli ascensori, ma che sia una scuola che davvero possa accettare e valorizzare ogni singolo individuo. Perché tutti noi, ve lo assicuro, tutti noi, tutti voi avete qualcosa da dare al mondo. E il fatto che noi adulti, perché alla fine siamo noi responsabili, non siamo in grado di creare un sistema che possa accogliervi e valorizzarvi, non è solo un'ingiustizia nei vostri confronti, ovviamente, non è solo un crimine nel presente, ma è di sicuro un danno nel futuro. Noi dobbiamo essere in grado di creare una scuola che sia il più possibile organica, agricola, spostarci dalla fabbrica che abbiamo creato 100 anni fa e creare qualcosa che sia veramente moderno e che possa costruire un mondo migliore. Grazie. Grazie Nicolò. Nel dubbio che non lo sentissi, la regia lo ha inquadrato, l'applauso che è scaturito spontaneamente dai nostri ragazzi.
E certamente il tuo un intervento di grande ispirazione per le persone che sono presenti in sala, ma anche per le molte persone che ci scrivono e a breve ti leggerò qualche domanda, qualche commento che gli insegnanti e i genitori collegati nelle nostre dirette vogliono porti. Lascio però la parola alla dirigente Donatella Di Paolo per un primo commento o una domanda a Nicolò Govoni. Allora, prima di tutto volevo ringraziarti perché ci hai ispirato, mi hai dato mi hai confermato, ecco, alcune idee che io già avevo. Noi abbiamo in Italia, quando tu parli di insegnanti, problemi di reclutamento, quindi lì non mi addentro, però ho visto in te una cosa che sto cercando dall'inizio dell'anno nei miei studenti, la passione, una grande passione. Io ho accolto i miei studenti quest'anno e anche le classi terze quando ho fatto il mio giro e ho chiesto ad alcuni di loro: ma qual è la tua passione? Cosa vuoi fare? Cosa ti piace? Alcuni di loro ancora non hanno l'idea, forse sono ancora ragazzi, però è la passione che ci guida. È molto importante avere una passione e la passione noi la dobbiamo, per riprendere il tema di questo festival, la dobbiamo perseguire con gioia. E qui mi riallaccio a quello che tu hai detto quando parlavi della tua esperienza. E nella tua esperienza hai parlato molto di una parola, hai detto molto spesso la parola ansia. Alcune volte hai detto dolore e questo mi dispiace moltissimo. Mi dispiace perché non dovrebbe esserci in una scuola, non dovrebbe esserci ansia, non dovrebbe esserci dolore, perché l'insegnamento dovrebbe essere passato attraverso attività, attraverso gioia, attraverso altri canali che non siano quelli dell'ansia. Ecco. Quando tu hai parlato di dolore, però hai parlato anche di errore. Ed è questo, io lo dico spesso quando passo nelle classi, non so se lo ricordano i ragazzi qui in sala, l'ho detto anche a loro alcune volte. Noi quando un professore ci ridà un compito, no? È il compito che valuta, non siamo noi. Il compito non è la persona e l'errore c'è. Quindi l'errore bisogna prenderlo e bisogna considerarlo uno stimolo per far meglio la prossima volta. Quindi se io ho preso anche un 4, non mi devo demoralizzare, devo guardare l'errore che ho fatto e andare al 5, 6, 7, 10. Okay? Questo è l'errore, questo è l'errore. Noi dobbiamo prendere l'errore per il nostro miglioramento. Non dobbiamo mai farci prendere dall'errore per non migliorare. Ecco. Ti volevo chiedere una cosa che potrebbe essere da spunto sia ai ragazzi che sono in sala, ma anche ai nostri insegnanti. Quando tu hai detto che eri un ragazzo contro la scuola, che cosa ha fatto quella professoressa, ricordo il nome, l'ho appuntato adesso, Nicoletta, per farti scattare questa molla? Tu in pratica hai avuto una trasformazione da un ragazzo contro a un ragazzo pro, perché adesso sei un educatore tu stesso, ecco. Ottima domanda. Allora, quando si guarda al passato, specialmente si raccontano storie un po' catartiche, si è sempre un po' tentati di individuare un momento e poi elevarlo a il momento spartiacque. Questo io penso sia raramente quello che accade nella vita degli esseri umani. Potrei dire che il primo anno in cui io ero con Nicoletta, ero studente di Nicoletta,
il primissimo tema che lei ci diede da scrivere. Questo era dopo la mia seconda bocciatura, quando ho cambiato scuola. Il primissimo tema che ci diede da scrivere, lei mi chiese di leggerlo davanti alla classe, che era una prima volta assoluta per me. Io ho sempre avuto una enorme passione per la lettura e per la scrittura, infatti spesso e volentieri negli anni in cui venivo bocciato, ero perché passavo le lezioni tutto il giorno a leggere libri, ovviamente in faccia all'insegnante anche per ribellione, quindi c'era anche questa vena, però di sicuro questa vena di ribellione ha nutrito una passione per la lettura, o il contrario, non lo so, e quindi aver visto riconosciuta quella propensione, quella passione, quell'interesse è stato di sicuro appagante, no? E quindi è stato lì che mi sono detto, ah, ma allora qualcosa valgo ancora, no? Nicoletta, secondo me ricorda questo momento molto meglio di me, perché è lei che lo racconta più spesso. Lo racconta spesso, forse quindi la mia memoria di questo momento è in realtà la sua. Non so quanto io mi ricordi di quello e quanto invece sia lei che mi ha raccontato, però lei dice che io ho letto questo tema davanti alla classe e poi alla fine ho alzato lo sguardo e ho sorriso, e lei dice che era il primo sorriso che lei mi ha visto fare. Non so se sia vero, però è di sicuro una bella storia. E lei di sicuro identifica questo come il momento. Io posso dire che io ero in terza superiore a quel punto, quindi con altri 3 anni davanti, e posso dire che è stato forse un inizio, ma non posso dire il momento spartiacque, perché non c'è stato, è stato un susseguirsi di momenti e, come dicevo prima, di errori, no? Sono stati momenti in cui probabilmente l'ho fatta anche un po' arrabbiare Nicoletta, ed è lì che si vede di fatto, secondo me, il valore di un educatore, che quando perdi la pazienza ma non perdi la speranza, no? Cioè ci sono dei giorni in cui rotoli gli occhi e dici, oh mio Dio, però poi il giorno dopo torni lì e dici, va bene, cioè, ricominciamo, no? Questa è una cosa che penso sia molto difficile fare, e io spero di aver preso da Nicoletta, cioè che io insegno anche, grazie a Dio, perché tutto il resto che faccio è un po' noioso, mentre insegnare è molto bello. E quando c'è uno studente che insomma ti fa veramente un attimo cadere le braccia, il giorno dopo riparti da zero. Che questa è una cosa che purtroppo io ho visto molti insegnanti non saper fare, che insomma accumulano il risentimento e poi se lo trascinano e così via. Quindi è stato veramente un processo lungo, molto lungo, molto lungo. Io ne sono certo perché negli anni dopo quel primo tema ne sono venuti altre letture che ho fatto davanti alla classe, altre volte che Nicoletta mi ha cercato di spronare, e infatti penso che lei fosse molto intenzionale in questo senso, molto molto pianificatrice, per fortuna, perché lei mi diede un 10 in un tema solo alla fine. L'ultimo tema che io ho scritto nel corso della carriera scolastica, in quinta superiore, lei mi diede un 10, mai prima. Quindi penso che anche lei sia conscia che tutto fosse un processo, no? Tutto fosse un viaggio, un percorso. Quindi ecco, un momento particolare non è individuabile, secondo me, perché tutto è un divenire. E penso sia molto importante, perché è l'antitesi di quello che ci insegnano i film americani, no? Gli americani, come si dice? Con tutte le loro qualità, hanno di sicuro una semplicità di pensiero invidiabile, per cui vedono sempre, no, che in questi film ci mostrano il cambiamento che avviene nel famoso montaggio, no? Cioè il montaggio in cui il protagonista fa cose e poi, boom, è riformato. Questo non esiste nella realtà. E tengo a fare a sottolinearlo, perché purtroppo se pensiamo che cambiare la nostra vita e noi stessi avvenga come nei film, rimarremo molto delusi, perché non accade così. È un processo lungo,
lungo una vita, a dire la verità, con un sacco di errori, di cadute, di ricadute, no? Come qualsiasi abitudine che vuoi smantellare, che sia da un'abitudine mentale, psicologica, di cose che fai, di cose che pensi, ma come un'abitudine fisica, che possa essere una dipendenza. È sempre una questione di ricadute e di trovare la forza di perseverare. Quindi ecco, lo stesso è stato per me, Nicoletta, è stato un percorso travagliato e molto graduale, che ha visto un insegnante da una parte che si rifiutava di darsi per vinta, quindi estremamente ostinata, e dall'altra forse un ragazzo che sotto sotto, senza magari saperlo, anche lui non voleva darsi per vinto, che non ha mai smesso di credere in fondo di avere un valore, nonostante quello che il contesto gli diceva, voleva fargli credere. Grazie Nicolò. La dirigente non lo ha fatto apposta, ma ha ripetuto la stessa identica domanda che ci è arrivata da diversi insegnanti che sono collegati con noi, perché veramente la tua narrazione ha ispirato molti insegnanti a chiederti proprio quali sono questi elementi che fanno la differenza nel continuare a coltivare la speranza e far passare uno studente da contro a pro, come ha detto la dirigente di Paolo. Abbiamo altre domande, per esempio qualcuno chiede, prima hai citato il metodo Montessori, chiedevano se includete anche questa metodologia nelle vostre scuole e da che età i bambini vengono accolti nei vostri istituti. Ottima domanda, grazie. Sì, noi abbiamo fatto un lavoro all'inizio di assemblaggio di fatto. Quando dico noi devo essere specifico e devo essere giusto nei confronti dei miei colleghi. I miei colleghi, noi abbiamo un team di educazione che è fatto da esperti internazionali che vengono da tutto il mondo. E che sono quelli che si occupano nella pratica, insomma, in tutto, teoria, pratica, tecnica, di creare e raffinare ogni anno questo modello. Quindi sono loro che poi hanno preso i vari metodi educativi e li hanno assemblati, prendendo quello che di buono ci fosse da uno, di buono, adesso questa è una cosa soggettiva, chi sono io per dirlo, però che facesse al caso nostro da uno, dall'altro, mettendoli insieme. Quello che è successo è che nel 2019, quindi un anno dopo la prima scuola, quando stavamo appunto facendo il passo da scuola di emergenza a scuola internazionale, no? Quindi questo grande sogno che pareva impossibile a tutti, no? Per una scuola internazionale che offrisse IB in contesti difficili, tutti ci avevano detto è impossibile. Quello che abbiamo fatto, ci siamo seduti con l'allora direttore dell'educazione e abbiamo fatto questo lavoro per cui lui mi ha chiesto: dimmi la scuola dei tuoi sogni, dimmi come immagini la scuola internazionale stile iRise se tutto fosse possibile. Io gliel'ho detto e poi il team ha fatto questo lavoro di ricerca, di assemblaggio e di creazione. Quindi sì, il nostro modello è un modello molto ibrido. Se lo guardiamo adesso, oggi, dopo quasi 5 anni di attività tra vari contesti e vari paesi, se leggessimo insomma, i vari manuali che abbiamo creato, penso sarebbe anche difficile individuare quale tassello viene da quale modello, perché ormai è tutto molto mischiato, tutto molto più omogeneo. Quindi ecco sì, sono vari elementi che vengono da vari modelli. Però quello che traina tutto è una visione abbastanza originale, no? Che poi ovviamente si erge su modelli preesistenti, ma che ha insomma, quei 4 pilastri alla base. La seconda metà di questa domanda qual era? E da quale età accogliete i bambini nelle scuole? Giusto, allora noi cominciamo dai 9 anni. È una scelta strategica perché da una parte perché abbiamo noi individualmente, le persone che compongono Stile iRise, ci siamo trovati ad essere tutti persone con esperienza e con professionalità con quella fascia d'età, cioè preadolescenza e adolescenza, ma in realtà è anche perché è il momento, sono varie motivazioni.
La prima è perché, specialmente nell'umanitario, nella cooperazione internazionale, ci sono tantissimi servizi per i bambini più piccoli, perché ovviamente i bambini più piccoli fanno tenerezza e quindi si spilano soldi, lo dico in modo un po' brutale ma è la verità, quindi un sacco di progetti per i bebè, quindi i neonati, per la prima infanzia fino ai 6 anni, 7, principalmente, tutti i soldi vanno lì, e poi c'è giocano a nascondino quando si va dagli 8 in su, no? Insomma, gli ultimi anni delle elementari, le medie, le superiori, cioè non si vede più nessuno, perché di fatto fa meno presa vedere un bambino più grande o addirittura un adolescente che purtroppo viene un po' schifato nella pancia, no? Nell'istinto. Doni se vedi il bebè, doni se vedi il bambino più piccolo, quando vedi l'adolescente quasi la reazione è un attimo sti cavoli, no? Cioè, quindi la nostra scelta è stata quella di inserirci dove ci fosse un vuoto sostanziale, quindi preadolescenza e adolescenza, ma anche perché l'idea che promuoviamo, no, è quella di creare oggi i leader di domani, no? Noi vogliamo davvero che questi bambini poi vadano a fare cose estremamente rivoluzionarie. Noi vogliamo davvero che loro diventino giudici, che vadano a lavorare all'interno del governo, che vadano a lavorare all'interno di strutture che possano avere un cambiamento sostanziale, che vadano anche a rimpiazzare, se non affiancare chi lavora in questi contesti adesso, che sono generalmente persone o molto privilegiate, quindi persone che non hanno idea di cosa significhi essere povero, specialmente in questi paesi, o persone che, essendo nate in povertà, hanno dovuto scendere a compromessi allucinanti per arrivare dove sono. Noi vogliamo creare una struttura che sia diversa, di leader che invece possano nascere dalla povertà, ma crescere senza dover letteralmente spargere sangue per arrivare dove sono arrivati i politici di oggi, i dirigenti di oggi. E per farlo abbiamo notato che quell'età, dai 9, 10, 9 più che altro è un po' per l'introduzione, però dai 10, 11, la preadolescenza e l'adolescenza sono l'età perfette per cominciare a instillare questi valori di leadership, no? Per creare i leader. È lì che davvero attecchiscono in modo preponderante, poi vanno anche a definire la personalità, vanno a plasmare l'individuo che sarà. E quindi per questo abbiamo scelto di fare praticamente medie superiori, di fatto, e con uno scarto, un anno di elementari per l'introduzione al programma. Però ecco, i nostri studenti vengono iscritti, selezionati, iscritti quando sono di fatto alla fine delle elementari, fanno da noi una preparazione che dura 1 o 2 anni, e poi cominciano il percorso di baccalaureato di fatto quando sono in età da media, da scuola media, e poi continuano fino al diploma. Grazie mille. Insegnanti che porgono molte domande, ma anche che si stanno collegando alle nostre dirette dalla classe, condividendo questo incontro e il tuo intervento con i loro studenti. E quindi ne salutiamo qualcuno, la quarta dell'Istituto Città della Vittoria di Vittorio Veneto con la professoressa Dalcin, la quarta classe di Scienze Umane del Liceo Puiatti di Sacile, la classe terza del Liceo di Scienze Umane dell'Istituto Canossiano di Feltre con la professoressa Marina Meneghin e le classi della professoressa Linda La Sala di Santa Lucia di Serino di Avellino. Quindi da tutta Italia molti insegnanti stanno accendendo la videocamera utilizzando gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione per collegarsi e poterti anche mandare un saluto, quindi siamo molto contenti di poterli citare. Le classi invece che abbiamo in presenza ti rivolgono una domanda che ora ti viene letta da Consuelo, che l'ha raccolta in platea durante il tuo intervento. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicolò. Le classi presenti qui in sala si fanno questa domanda, ti vogliono chiedere questa cosa. Quali emozioni hai provato quando hai saputo della nomina al Premio Nobel per la Pace? Grazie.
Ottima domanda, grazie mille per questa domanda. Forse in parti uguali gioia e ansia. Gioia perché è chiaramente una grande sorpresa e un grande incoraggiamento. Io lo dico sempre che non è un riconoscimento perché insomma siamo all'inizio di un percorso e non ce lo meritiamo minimamente un tipo di premio di questo calibro, quindi un incoraggiamento molto bello che ti fa sentire felice, ma anche una grande ansia perché da una parte sai che un'occasione del genere ti farà avere tantissimi occhi e riflettori puntati contro e io sono per natura una persona un po' schiva, che è una cosa che la gente non crede perché mi vede sui social media e mi vede, non lo so, però pensa che sia una persona molto sociale, appunto perché social, ma io penso che i social media siano forse l'opposto, siano un posto della socialità. Quindi in realtà è una persona molto schiva che teme situazioni di grande attenzione, no? I social di fatto ti permettono di essere da solo, tu scrivi a una grande audience, ma di fatto sei da solo a farlo, non hai un pubblico reale davanti, quindi ansia per quello e anche ansia perché penso che sempre ti salga un po' la sindrome dell'impostore, no? Che è questa condizione psicologica di cui si parla un po' negli ultimi anni, che è questo senso, questa angoscia irrazionale che ti fa dire non sono bravo abbastanza, non me lo merito, sono una frode, no? E questo senso irrazionale che ti fa dire non merito quello che sto ottenendo, non merito quello che ho e quindi la gente se ne accorgerà che in realtà non me lo merito, no? E quindi poi saranno tutti delusi, questo è quello che ti sale, che poi lo gestisci, no? È sempre una manifestazione della tua ansia, lo gestisci e dici no beh, merito il poco che ho fatto, i pochi passi che abbiamo fatto, è giusto riconoscerli, quindi poi lo ridimensioni, ecco. Però le due emozioni principali erano di sicuro una sensazione statica e poi in realtà una condizione di grande ansia, che si mescolano e che sono a volte insomma imprescindibili, no? Sono le due facce di una sola moneta. A volte quando provi delle emozioni molto intense in positivo, poi hai una controparte altrettanto intensa in negativo, no? Per la natura umana duplice. Piccolo inciso, la nomina a questo premio è seguita da un non premio, non l'ho vinto questo premio, quindi l'ansia è finita nel momento in cui non l'ho vinto. Bene. Beh, siamo sicuri che non ti faremo venire l'ansia se ti facciamo di cuore un augurio perché questo premio arrivi alla tua organizzazione in futuro e siamo certi che in ogni caso sarà un futuro di grandi successi. È stato per noi veramente una gioia averti in apertura di questo festival. Il nostro festival si chiama Educhiamoci perché già dal titolo voleva testimoniare il fatto che tutti noi educatori per primi vogliamo rieducarci, rivedere le fondamenta del nostro ruolo educativo, di ciò che facciamo per il futuro dei nostri bambini e bambine, dei ragazzi e delle ragazze e quindi pensiamo che veramente sia stato bellissimo aprire il festival con un intervento come il tuo, l'educazione come rivoluzione. Un intervento che è stato fonte di grande ispirazione per molte persone che ci hanno seguiti. Credo che ne usciremo con un'aumentata passione tutti quanti per il nostro lavoro, quel bruciare di passione educativa di cui parlavi. Credo che sia anche un bel incoraggiamento ai ragazzi che ci seguono, perché nessuno è mai veramente perso se non corrisponde a un modello, ma se incontriamo degli educatori appassionati che sanno vedere la scintilla che è in noi, veramente possiamo cambiare le cose tutti insieme. Quindi veramente un grazie di cuore a Nicolò Govoni che ha aperto il nostro festival. Ancora arriva l'applauso della sala
Ringrazio per essere stata ospite in studio e per ospitarci nell'aula magna dell'istituto la dirigente Donatella Di Paolo dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I. Ringraziamo tutti i nostri sostenitori, tutte le persone che ci seguono, continuate a farlo, consultate il sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Vi diamo appuntamento al prossimo incontro che si terrà alle ore 15 con Marco Maggi dal titolo Schermi violenti. L'assessorato alle politiche scolastiche del Comune di Vittorio Veneto vi ringrazia per la partecipazione in questo incontro. Grazie ancora Nicolò, grazie a tutti quanti ci hanno seguiti in presenza e da casa e arrivederci al prossimo incontro.